Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi parliamo di cultura e di spettacoli, è venerdì del resto. Nella seconda parte sarà con noi la violoncellista Clara Di Giusto. Nella prima parte siamo in compagnia di Lorenzo Acquaviva, che è attore, ma che in questo caso viene nostro ospite come attore e come direttore artistico di Approdi, esatto, che è giunto alla 10ª edizione. Rotte artistiche senza bussola è il, come si dice, è il sottotitolo. È il sottotitolo. Invece, diciamo così, il titolo di quest'anno è Cercando Umanità. La manifestazione è già iniziata, quest'anno è più lunga perché andrà avanti fino ai primi di ottobre ed è in due parti fondamentalmente. Esatto, noi abbiamo usato la parola atti, no? Proprio sì, riecheggiando un po' la pratica teatrale. Dunque, quest'anno in realtà tutto nasce dal fatto che io volevo fare un festival che si intitolasse Il Meglissimo. Il Meglissimo. È un superlativo assolutissimo. Perché volevo chiamare gli artisti come Lino Guanciale, che però è diventato per la seconda volta padre da pochi giorni, quindi non è potuto venire. Volevo richiamare, come poi io farò e ne parleremo in seguito, Domenico Iannacone, insomma tutta una serie di artisti che in qualche modo hanno contraddistinto queste 10 edizioni del festival. Poi una volta, guardando, come spesso succede un po' a tutti noi, scrollando, come si dice, il Facebook e i social in generale, mi è venuta un'intuizione, ho detto ormai siamo tutti quanti inseriti in questo mare magnum di notizie, di eventi in cui tutto diventa uguale e ci siamo un po' assuefatti, no? Mi sono proprio bloccato e mi è venuta, succede nella vita che hai queste illuminazioni, e ho detto no, ma forse dovrei fare un festival che invece si focalizza su quello che siamo noi, perché ormai questa overdose continua di informazioni ci ha resi un po' insensibili. Faccio una citazione che probabilmente apprezzerai, Umberto. Comfortably numb, diceva Roger Waters in The Wall, confortevolmente insensibile, no? E mi sono sentito un po' così e ho detto no, un attimo, forse devo rifocalizzare per quello che posso. Io faccio un festival in qualche modo che non ha tantissimi mezzi, ma insomma cerco sempre di mettere dei contenuti interessanti, e ho detto no, focalizziamolo sulla nostra umanità e sul recupero della nostra umanità, e quindi ho pensato questo titolo Cercando Umanità, e poi neanche a farlo apposta, poco prima della conferenza stampa esce l'enciclica di Papa Leone che dice no, Humanitas, Magnificat Humanitas, dice magnifica umanità. Sì, sì. E quindi insomma, ho detto, forse avevo visto giusto. Ecco. Stai sul pezzo per come quindi perché sì, spiego ai telespettatori che magari molti non lo sapranno, Approdi è un festival forse anche un po' improprio, perché non ci sono competizioni, non c'è un premio, non c'è un vincitore, ma è un contenitore culturale in cui c'è la danza, c'è il teatro, c'è il cinema, c'è la musica. E ci sono gli incontri, ci sono, insomma, io lo dico, musica, teatro, danza, incontri, visioni, scrivo nel claim del festival, e quindi ho pensato che sia importante, no, dare sempre un focus al festival, e quest'anno questo del Cercando Umanità. Ecco, questo per un pochettino contestualizzare come nasce il festival, perché erano la 10ª edizione, è, insomma, è un traguardo. Insomma, 10 edizioni. I sono tondi, esatto, sono sempre... Esatto, sono sempre in qualche modo, hanno sempre un significato particolare. E senti, quando è nato Approdi, no? Cioè nel 2016 a questo punto? 2017, sì, per il solito discorso. 9 anni, 10 edizioni, esattamente. Perché è nato? Cioè che cosa intercettava? Allora, faccio una piccola digressione, come ho detto in conferenza stampa qualche settimana fa. È stata in realtà un'idea un po' condivisa, all'epoca con me c'era anche la Cocco, adesso non mi ricordo più il suo nome, perdonatemi, c'è un lapsus perché poi succedono, e che c'era Andrea Battistoni che adesso non lavora più a Trieste, lavora a Roma, e ci eravamo ritrovati come amici, volevamo fare qualcosa per la cultura, e Lara si chiamava Cocco, scusate, ho avuto un piccolo lapsus, era appena stata in Sudafrica e aveva detto che aveva visto questo festival itinerante in cui si andava a vedere in ogni luogo, si andava a vedere uno spettacolo diverso, a certe volte anche senza sapere
dove si è andata per l'esattezza, e questo è stato un po' un sasso buttato nello stagno, e ci siamo detti, ma se facessimo una cosa del genere a Trieste, quindi un festival multidisciplinare, site specific, visto che Trieste è una bellissima città e in questi 10 anni è anche molto cambiata, l'afflusso dei turisti, le navi e quant'altro, abbiamo detto, se applicassimo, ovviamente Johannesburg non è Trieste, ma se applicassimo questo tipo come dire, di proposta culturale a Trieste, e insomma abbiamo deciso di fare questa proposta, abbiamo fatto un bando regionale che vincemmo, e da quella volta lì poi loro hanno preso altre strade, Lara non è più qua, è a Malta, Andrea è a Roma, però questo progetto culturale è stato apprezzato dalla regione, insomma da 10 edizioni lo facciamo, e diciamo che sta crescendo. Sì, anche perché mi ricordo che negli altri anni era più ridotto come sì, giorni e come spettacoli, logicamente. Esattamente, quest'anno devo dire, rispetto anche proprio alle altre edizioni, ho proprio voluto fare una rassegna che durasse di più, e che in qualche modo, visto il tema anche così importante, così anche delicato, ho cercato di declinarlo il più possibile in varie arti e in vari spettacoli, in modo che da vedere le angolazioni più diverse, no? Penso che la cosa importante sia talvolta a guardare le cose e cercare di trovare delle angolazioni anche forse non previste, anche in qualche modo imprevedibili, e infatti dentro in questo calderone che quest'anno a Prodi ci sono i Papu, che è un gruppo comico, no? E dicono, ma i Papu cosa c'entrano? Fanno la storia, lo spettacolo è andato in scena proprio l'altro ieri alla Sala Luttazzi, fanno la storia di Lozer, questo parroco che prete ruvido appunto, che durante il fascismo insomma, fu un difensore dei diritti civili, difensore dei deboli, insomma uno che era sempre controcorrente, quindi una cosa seria con una modalità comico-ironica. Ecco, a me piace molto questo, anche piace molto raccontare nelle maniere anche meno inusuali, ad esempio, e possiamo entrare subito nel vivo, voglio dire, delle prossime giornate. Le prossime 3 giornate, che sono 29 giugno, 30 giugno e 1 luglio, sono 3 giornate tutte al Giardino del Museo Sartorio, in cui ci sarà la stand-up comedy night, che ormai è una... Su questo volevo un po' andiamo fermarmi, un po'... Sì, certo. Perché allora, gli stand-up comedian, come si dice, sono come dire, è un tipo di spettacolo molto, come posso dire, tipico. Americano. Per esempio, sì, americano, credo nemmeno tanto britannico quanto americano. Perché ci sono ancorché alcuni stand-up comedian inglesi sono veramente... Ricky Gervais, io adoro Ricky Gervais sicuramente. E pian piano questo tipo di spettacolo si sta affermando anche nel nostro paese, per fortuna, poi dopo certo ognuno si declina nel modo che gli è più congeniale, eccetera, però per fortuna è uno dei pochi luoghi dove non dovrebbe almeno vigere il politically correctness. Io ho visto c'è uno stand-up comedian statunitense che però il cui cognome tradisce origini dalle parti nostre, che si chiama Anthony Jeselnik, che sarebbe Zelensky, insomma, sì. che di una cattiveria micidiale della quale c'è bisogno, ecco, in questo video. Sono d'accordo. Posto che appunto non è una caratteristica nostra, perché lo stand-up comedian non è... Qualcuno potrebbe dire, vabbè, anche Walter Chiari era uno stand-up comedian, ma è differente perché... Sì. Ha proprio un linguaggio che è diverso, c'è il microfono e appunto si chiama stand up, che significa stare in piedi, una commedia fatta in piedi sarebbe. Anche notavo non una fisicità, ma un modo di porsi anche degli stand up comedian che è molto particolare. C'è chi si muove, c'è chi non si muove, c'è chi si muove in un certo modo, è molto bello da studiare anche. E poi c'è una certa nudità, no? Quello che è bello della stand-up comedian, che qui non ci sono orpelli, non ci sono musicisti, non ci sono ballerini, non ci sono... sei tu e il pubblico. Questa è la cosa bella, è proprio un non one to one, ma un one to all. No? E secondo te come mai sta avendo, pian piano appunto sta crescendo anche in Italia questo tipo di spettacolo? Allora,
intanto faccio una premessa io. Ho l'età. No, ho l'età per amare gli stand-up comedian americani, Casey Lewis, Sì. George Carlin, che erano quelli anni 80-90, in cui la stand-up in Italia non era molto conosciuta, Sì. la conoscevano quelli che, come me, che magari guardavano il football americano, guardavano Bagatta che faceva la NBA, e tra queste cose di oltreoceano c'era anche la stand-up comedian. E mi piacevano molto, loro erano molto politici. Sappiamo che Carlin poi, cioè era proprio molto politico e veramente politically incorrect, veramente parlavano di sesso, parlavano di rapporti familiari in maniera tagliente, non facevano sconti a nessuno. no. Ecco. Devo dire che, allora, perché vado alla tua domanda, Umberto, perché ha tanto successo in Italia? Beh, perché penso che i ragazzi ormai con le serie televisive, con le piattaforme, abbiano accesso rispetto a noi, della nostra generazione, molto di più alle cose americane, e quindi forse si è cominciato a vedere la stand-up comedy americana e si è cominciato a farla anche, no? Secondo te c'è una, come dire, c'è una caratteristica tipica degli stand-up comedian italiani o no? Ahimè. O è ancora troppo presto per... Ahimè, ti devo dire, io non... Allora, faccio questo concorso, quindi per ovvi motivi mi sono dovuto documentare, li vado a ricercare, li vado a guardare su Instagram, sui social, vedo, scopro, cerco di capire nuovi talenti, poi infatti poi arriveremo a Daniele Gattano. Devo dire che molti dovrebbero curare di più i testi, perché c'è sempre questa cosa sull'esperienza. Io capisco che molti sono giovani, quindi magari le esperienze sessuali, le sfighe con le donne, però certe volte sono stupidamente scurrili. Io non sono un ben pensante, per me la parolaccia, però mi sembra un po' poco. Se potessi dare agli ascoltatori, se qualcuno vuole diventare uno stand-upper, detto da un attore, io non sono uno stand-upper, sono un attore. Poi stato c'è anche questo discorso, sì. Esattamente, ma poi anche ti dico anche una cosa su questo, è curare un po' di più i testi, osservare la società. Anche perché quegli spettacoli vivono esclusivamente dei testi. Assolutamente. Sì, arrivo al punto del discorso attore stand-up. Sì? Secondo me i più bravi stand-upper che ho visto era gente che veniva dalle scuole. Ad esempio ho visto recentemente Luca Bizzarri, non Paolo che si so, Luca Bizzarri, Bizzarri ha fatto uno spettacolo meraviglioso. Tipo stand-up, lui da solo col microfono, però lui ha fatto lo Stadio di Genova. Ecco, quindi voglio dire anche agli stand-upper, studiate i tempi comici e la modalità di stare sul palcoscenico. Ad esempio vedo molti che si muovono continuamente, questo distoglie molto. Cioè, secondo me lo stand-upper, se ha delle cognizioni di stare su un palco, perché comunque è recitare, fare stand-up, solamente focalizzata su un segmento della recitazione. Quindi quello che potrei consigliare è: curate i testi, osservate la realtà e prendetela in giro. Il più grande stand-upper, secondo me il nostro stand-upper, è stato Beppe Grillo. Beppe Grillo era uno che andava sui palchi, che urlava, sudato, che andava tra la gente, che gli prendeva e gli diceva, no, ti ricordi quando faceva Te la do io in America, Te la do in Brasile, tutti fantastico. Io adoravo Beppe Grillo, era uno di quelli che mi faceva molto ridere. Poi ha preso altri tipi di percorsi. Quindi sì, per tornare a noi, abbiamo identificato 6 stand-upper che hanno delle caratteristiche che a noi amiamo particolarmente, quindi non la scurrilità per stupire, per in qualche modo così far ridere con la risata facile, e comunque uno sguardo anche sulla società. Infatti il tema è cercando umanità, quindi in qualche modo volevamo in qualche modo contestualizzare gli stand-upper attorno a questo tema. Allora, quindi il 29 di giugno, che è lunedì, sempre alle 21:15 al Giardino del Museo Sartorio, c'è la Stand-Up Comedy Night. Il giorno dopo c'è invece Daniele Gattano, che è anche lui uno stand-upper, e il titolo è Perestroika e Pancake. Sì, lui dice è uno spettacolo per temerari, per chi può scegliere uno spettacolo che c'è una parola russa e una parola americana, dice, no? Provocatoriamente Daniele. Ecco, Daniele è proprio, a parte il fatto che Aldo Grasso lo ha definito il più bravo comico italiano contemporaneo, insomma, detto da Aldo Grasso che insomma è il sacerdote della televisione italiana,
assume un significato particolare. Allora io l'ho scoperto nel senso che era già famoso, ma io magari ero meno attento a questi fenomeni. Ma insomma, una volta appunto, tornando al discorso prima, scrollavo su Instagram e vedo questo ragazzo, lui ha 36 anni, un giovane uomo, che seduto sul suo divano con le cuffiette comincia a raccontare delle storie di lui dov'era, e ho detto ammazza che bravo sto ragazzo, e mi faceva ridere. Io sono uno che poi non ride così facilmente, ho bisogno di una comicità che mi in qualche modo solletica anche intellettualmente, ripeto, la risata per la risata mi ha sempre un po' lasciato perplesso. E ho detto che bravo sto ragazzo, e però poi vado a documentarmi e scopro che è uno che ha 130.000 follower, che è stato a Comedy Central, che è stato alle Iene, insomma è uno che aveva già una sua fetta di pubblico piuttosto importante. E insomma gli scrivo su Instagram, lo contatto, dico Daniele ascolta, io faccio questo festival, vorresti venire? Fa guarda, per me io vengo volentieri, a te se non sono mai stato. Mi ha messo poi in contatto con la sua gente e poi abbiamo trovato insomma la data in cui lui era libero. E dico, Daniele ad esempio mi ha colpito perché è uno che racconta la nostra società in maniera ironica e facendoti ridere e facendoti pensare. Ecco, questa è una cosa che mi piace molto. Qua hai detto una cosa fondamentale secondo me, prima si ride poi si pensa. Sì, perché la risata è spontanea. No, io avevo visto, lo dico perché io avevo visto uno spettacolo teatrale, adesso non mi ricordo il titolo francamente, con Fabrizio Bentivoglio e diretto da Michele Placido, dove accadeva il contrario, si svolgeva nel mondo mi pare che si chiamasse Ora di ricevimento o una roba di questo genere, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo. E accadeva il contrario, e difatti lo spettacolo non funzionava, nel senso che tu prima pensavi e poi ridevi su quello che pensavi, ma non funziona, bisogna prima ridere e poi pensare. Pirandello, e poi capiremo anche perché. Non lo cito a caso, nel suo saggio L'umorismo parla proprio di questo, il sentimento del contrario, no? Anche il fatto che una cosa tragica può diventare una cosa comica, però la risata è sempre qualcosa che è a pelle di pancia, non può essere intellettuale la risata è come quando passa una macchina, tu prima ti sposti e poi dici ma ammazza che pericolo che ho passato, ma è un qualcosa che ti colpisce emotivamente, non può essere intellettuale la risata. Sì. Semmai dopo viene la parte, come giustamente osservato. Si deve pensare dopo. Sì. Questa tra l'altro è anche la regola, è stata purtroppo la regola, non c'è più, della commedia italiana, no? Perché guarda, se tu sfondi una porta aperta, tutti dicono il neorealismo, per l'amor di Dio, non togliamo niente a De Sica, a Rossellini e ai grandi capolavori che hanno fatto la storia del cinema mondiale, però penso che una delle stagioni che veramente ha caratterizzato il nostro cinema è la commedia italiana. Sì. Cioè io quando vedo Una vita difficile, quando vedo Lo scopone scientifico, quando vedo Il sorpasso, cioè dico ma non solo che attori, perché c'erano gli attori che sappiamo, ma le storie, le sceneggiature, i soggetti, cioè le battute. Ne faccio una tu che sei un cinefilo apprezzerai. Quando Jean-Louis Trintignant e Gassman vanno alla festa dove c'è la mamma di Trintignant, lui guarda tra la folla e fa ma chi è quella cicciona? E Trintignant timidamente fa mia madre. Beh però bella donna. Cioè sono quelle battute che proprio rientrano ormai nell'immaginario collettivo. Ed è un peccato che le nuove generazioni facciano fatica ad avvicinarsi a quello. No, diventa tutto molto televisivo oggigiorno. La commedia che io vedo è molto da gag, ma non morde. La commedia italiana mordeva. Sì. Lasciava un segno. Tant'è vero che se poi rivedi certi film, come per esempio, non so, Il Vigile, Il medico della mutua, come quell'altro, Nel nome del popolo italiano, che è una roba... Mamma mia, quando c'è lui che ha le allucinazioni, vede Gassman alla fine del film. Mamma mia, guarda, mi hai fatto una citazione di un film. Quello è quello che nelle famiglie si potrebbe tranquillamente definire un filmone, perché è un grande film, poco noto, perché curiosamente è poco noto. Di Magni? No, Risi. Credo fosse proprio la troica Risi, Age Scarpelli alla sceneggiatura. E lì poi c'è anche proprio in quella scena, in quella ridda finale dove c'è quella colonna sonora di Carlo Rustichelli
che è strepitosa, io non riesco a trovare da nessuna parte. E Il quel brano? là non si trova, mi dispiace perché è un Mi ha fatto venire voglia di rivederlo, sai, io l'ho visto un po' di anni, guarda, di rivederlo. sembra fatto domani, Sì. perché è ancora attualissimo. La politica. Ed è No. una meraviglia. Sì. Questo per spiegare Infatti, poi dopo. diciamolo ai giovani, guardate il cinema, Sì. andate a vederlo, recuperate i grandi capolavori. E anche se hanno 30, 40, 50, Sì, 60, sono di 70, 80, un'attualità. 90 anni fa, guardateli perché, come diceva Scorsese, tra l'altro, tutto quello che noi facciamo è già stato fatto. E aggiungo io, e in alcuni casi anche meglio, ma questo è un altro discorso. Allora, saltiamo un po' perché se no mi dimentico. Pirandello, perché hai citato Pirandello? Ah, esatto, beh, appunto è stato un assist quello di prima. Vabbè. Allora io ho scritto, io non sono un autore, sempre avuto, mi hanno sempre detto se tu scrivi bene dovresti scrivere. Io poi diffido da quelli che fanno gli attori, gli autori, i registi, cose, cioè, fa tutto tu. Però una volta io ho visto una foto, ho visto in internet una foto in cui c'è Einstein e Pirandello, uno vestito di nero, Pirandello, e Einstein vestito di bianco, messi tutti e due in posa. Ho detto, oddio, vabbè, siamo nell'epoca dell'intelligenza Sì, artificiale. poteva essere chiunque. Dico, magari l'hanno fatta. No, mi informo, vado a vedere, e a Princeton nel 1935 Einstein invita Pirandello, perché Pirandello era andato in America perché le major, questa è una storia che tu saprai forse, visto che sei cinefilo, estremo cinefilo, Pirandello era stato invitato dalle major hollywoodiane perché volevano fare dei film dai suoi spettacoli teatrali. Forse uno fatto anche dalla Garbo, credo, se non mi sbaglio. Quello in cui in Eterno Visionario il film si vede, ma quello fatto in Germania? Mi ricordo, Non so so che c'è se un poi... film della Garbo o che ha un titolo uguale a una commedia di Pirandello, che credo sia Come tu mi vuoi, oppure forse effettivamente fu tratto da, però non sono... Questo va non sono verificato, sicuro. questo ce lo verifichiamo e ce lo diciamo. So che lui ha fatto comunque, von Sternberg mi pare che fece una riduzione di una commedia di Pirandello a Berlino. Insomma, vedo questa foto, prendo delle informazioni e appunto lui, Pirandello, va in America perché le major hollywoodiane volevano fare delle riduzioni. Cosa succede? Lui li descrive, questi arroganti produttori, possiamo immaginarli con tanto di sigaro, cominciano a dirgli no, questo lo cambiamo, no, questo finale non ci piace. Figuriamoci, appunto. E lui... Ovviamente sappiamo che Pirandello era maniaco della drammaturgia, maniaco delle cose, lui riscriveva le cose, era assolutamente geloso di qualsiasi cosa, se ne va inorridito. E Einstein sa che lui sta al Wolfhost Astoria a New York, lo chiama e dice no, loro si erano incontrati a Berlino alla prima dei 6 personaggi e Einstein aveva detto a Pirandello io e lei siamo parenti, disse, e basta. Insomma lo chiama e dice io voglio parlare con lei, lui, Pirandello, va a Princeton, che non è così lontano da New York, e passano un pomeriggio assieme. Ci sono queste foto nel parco di Princeton dove Einstein insegnava e nessuno sa cosa si sono detti e io l'ho immaginato e l'ho scritto. Quindi l'incontro c'è stato effettivamente? L'incontro c'è stato effettivamente, però nessuno veramente sa, lui non ne ha mai veramente parlato, né Einstein né Pirandello hanno detto, e io ho voluto immaginare, siccome Pirandello lo conoscevo per motivi professionali, Einstein avevo fatto uno studio perché avevo fatto uno spettacolo tanti anni fa per l'anno mondiale della fisica, quindi avevo studiato Albert Einstein, sono messo assieme le mie conoscenze e ho detto, questi per me potrebbero aver detto questo. E quindi... Tu interpreti Pirandello? Sì. E Einstein lo interpreta Francesco Migliaccio. Che i nostri telespettatori conoscono allo Stabile da tanti anni. Poi lo vedo come Einstein, sì, per dire la verità, e poi in scena con voi c'è anche Veronica Dariol. Allora, abbiamo ancora da ricordare che vado un po' veloce perché stiamo arrivando alla fine. Dunque, il 1° luglio c'è il Teatro Civile di Domenico Iannacone. Un amico che torna da Prodi, venne nel 2019, poco prima della pandemia, in un bellissimo spettacolo, ritorna e ho in qualche modo chiesto a Domenico se la sentiva di fare il suo incontro con un tema che è proprio cercando umanità. Si chiama proprio così l'incontro con Domenico Iannacone. È vero, sì, io avevo confuso, pensavo forse... Il 15 luglio, sempre per quanto concerne il Teatro Civile, Ite
Missa Est con Andrea Mitri e Mauro Monni. Il caro amico Andrea Mitri, certo. E poi questa cosa mi incuriosisce. Adesso lo svelo, qua lo posso svelare. Ah, vabbè, sì. Perché avevo preso un accordo con Giuseppe Longo del premio per la sceneggiatura Del premio Amidei. Amidei, che oggi fece una conferenza stampa. Io lo faccio questa cosa, io ho chiesto insomma un favore, io te lo faccio ma tu non devi svelarlo, adesso lo sveliamo. Ok. Protagonista della giornata del 20 di luglio al Giardino del Cinema ci sarà Marco Tullio Giordana con i 100 passi in versione restaurata, lo posso dire, quindi non è più sorpresa, quindi un grande film veramente di impegno civile. C'è un anniversario anche per i 100 passi o no? E guarda, mi prendi un po' in potrebbe contropiedi. essere 30 anni. Sì, te lo stavo per dire. Potrebbe essere 30 anni. Sì, Sono già passati 30 sì, anni. Madonna, non dirmelo. È un Sembra film ieri che l'ho bellissimo, visto. i 100 passi, un Bellissimo. grandissimo Poi io con film. Marco Tullio ho un trascorso anche professionale perché ho partecipato a 2 film, Sangue Pazzo e Iara. È vero, Sangue Pazzo è Sì, suo. sì, Dove tu facevi Borghese, no? Bravo. Sì. Junio Valerio Borghese, sì. Un film che peccato Sì. non ha avuto una grande fortuna, penso perché in quel periodo uscivano tantissimi film italiani molto importanti, come credo fosse l'anno di Gomorra, di Sì, esatto, Vigo, io ero eccetera. a Cannes e c'era Gomorra, c'erano tutte e E due. credo che questo lo abbia un po' Messo in ombra. messo in ombra forse per quanto riguarda la distribuzione. La distribuzione, sì, anche io Perché penso che sì. Il film parla come si chiama, della storia di Osvaldo Valenti E Luisa Ferida. Di Luisa Ferida, lì c'è anche correggimi se sbaglio, c'è un bellissimo ruolo di Alessio Boni che fa tipo Lucchino Visconti. Sì. Quindi, Esatto. Vedo che lo conosci. Guarda, è un bellissimo film. io sono d'accordo, ma lo hanno visto veramente in pochi. Sarebbe Sì, da ma venne distribuito anche, credo, in maniera un po' carbonara. Sì. E anche in maggio, dopo Cannes, in un periodo anche che non è molto. Fu tutta una serie di cose assieme che non lo fecero vedere. Poi anche, diciamo che mi pare di capire che nel cinema italiano i film che parlano di cinema non è che funzionano bene. Hai ragione. Lì si parlava d'altro, per dire la ragione. verità. Anche un film di Monicelli, di Norisi, Telefoni bianchi, che parlava appunto del cinema certo. dopo l'8-7. Di quello di Luisa Ferida e Osvaldo Valenti, era il Telefono dei bianchi. Sì, proprio. che quello era. Non andò bene, chissà perché. Sì, è vero, non porta molta fortuna parlare di cinema al cinema. Per quel che riguarda l'Italia, Sì, è vero. probabilmente sì. Poi dopo, il 23 luglio, c'è un appuntamento con la musica alla terrazza del Circolo Marina Mercantile. Io faccio un omaggio alla Big Generation, Beat 'em Bop. Parlando di umanità, l'America adesso è, insomma, no? Lasciamo perdere, però. Però è stata anche la culla dei diritti civili e i beat. È un omaggio anche a Fernanda Pivano, che io ho conosciuto, che è una donna meravigliosa, la Nanda. Mua. Se pensiamo a quello che erano gli Stati Uniti fino a 30 anni fa, eccetera, e c'è stato questo downhill incredibile, spaventoso e veramente. Ma io gli stessi miei amici americani non se ne fanno una ragione. Sì. Non se ne fanno una ragione. Sì. No, è veramente è preoccupante, preoccupante, non solo per loro, perché se lo tengono. In una interdipendenza così noi ne subiamo, no? E anche le ultime vicende ce lo raccontano molto bene, insomma. Mia. Ecco. E poi ancora 2 appuntamenti con il teatro, dopo dobbiamo salutare. No, uno con il teatro il 24 di settembre, che fa parte appunto del secondo atto. Sì, questo meriterebbe, magari mi reinviterai. E magari prima prima che io vada in ferie potremo anche. Daniel Manfredini, uno dei più grandi attori italiani, 4 premi Ubu, un artista straordinario. E poi danza con i Bellanda, che è una compagnia eccezionale. Comunque magari ci ridiamo appuntamento. Magari, mi farebbe piacere. Verso prima di settembre, così anticipiamo. Grazie a Lorenzo Acquaviva per essere stato con noi, buona estate e buon lavoro. Grazie. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi parliamo di musica. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, anche oggi parliamo di musica, anche oggi parliamo di una strumentista e con noi Clara Di Giusto che suona il violoncello. Questo è il violoncello, ne abbiamo già parlato credo, ma adesso torniamo un pochettino a parlarne e io prima di incominciare, ci sono delle curiosità che chiedo subito. Allora,
questa specie di spuntone. Sì, oggetto contundente. Allora, non serve come strumento di autodifesa, anche se eventualmente posso estrarlo e appunto... però si chiama puntale ed è in realtà un'invenzione relativamente recente, nel senso che il violoncello nasce da tutta una serie di evoluzioni di strumenti a corda a partire dagli ut in poi. Se vi dicono che il violoncello nasce dalla viola da gamba, non credeteci, perché non è vero, è una falsità, è un errore storico, insomma. Comunque in origine il violoncello, come è nato, non avrebbe il puntale. Infatti io a volte mi diletto anche a cercare di fare un po' di musica barocca. Il violoncello barocco non ha il puntale, quindi anticamente non c'era. È un'invenzione recente che è nata in realtà come accessorio da signora, perché le donne una volta indossavano questi vestitoni, no? Che impedivano questa postura anche un po' sconveniente, che prevedeva un po' di aprire le gambe per poter accogliere lo strumento. Sì. Allora si suonava un po' alla cavallerizza quasi, no? Piegando le gambe di lato, e il puntale serviva a sostenere lo strumento. Adesso a me secca fare, adesso mi ricordo, adesso c'era il manifesto di un film con Lando Buzzanca e Laura Antonelli che si chiamava Il Merlo Maschio, sì, dove c'era appunto le forme di Laura Antonelli che insomma erano forme prosperose, eccetera, racchiuse proprio nella custodia del violoncello. Ma anche Man Ray ha dedicato, insomma, quella famosissima foto, Violondang, sì, no? Deve essere lungo, a che cosa serve? Serve per piantarlo meglio? Sì, serve come per sostenere lo strumento, no? Okay. Allora, una volta il violoncello veniva appoggiato alla parte, insomma, interna del polpaccio, veniva sostenuto con le gambe, no? Okay. Col tempo ci siamo resi conto che questo accessorio per signora era utile anche un po' per tutti, era una maniera per togliersi un po' una seccatura di dover sostenere lo strumento. Poi naturalmente sono cambiate le corde, si è passati dalla corda in budello, che è molto più delicata, alla corda d'acciaio, che quindi richiede molta più pressione, molta più forza, no? Per essere messa in vibrazione. Quindi da tutta questa serie di esigenze, sia di comodità che di necessità, è nato il puntale, che è regolabile comunque, no? Cioè questa parte c'è una vite, c'è la femmina. Pensavo che fosse pensavo che la lunghezza fosse proporzionale allo strumento. No, in realtà gli strumenti hanno più o meno tutti la stessa dimensione. Poi naturalmente ci sono 1000 scuole di liutai diverse, ci sono state, ci sono 1000 forme possibili, immaginabili, tutte un po', diciamo, simili tra loro per chi non conosce accuratamente lo strumento, però diciamo che ci sono delle misure standard. Non troviamo mai un violoncello alto 3 metri, ecco, questo è assolutamente impossibile. Però appunto il puntale serve per essere regolato in base all'altezza. Sì, in base all'altezza della sedia e della persona. Quindi io ne userò di meno. Se lei suonasse il violoncello probabilmente avrebbe bisogno di ben più puntale di me, insomma, perché insomma c'è una discrepanza di altezza. Possiamo darci del tu. Quando ti sei innamorata del violoncello, perché il violoncello, uno potrebbe anche chiederti, perché non la fisarmonica, no? O la batteria, come tutti i bambini che non vedo l'ora di mettere le mani su uno strumento a percussione. Ma in realtà io da bambina ho fatto musica come fanno un po' musica tutti i bambini che hanno delle famiglie un po' attente alle spalle, che magari desiderano completare un po' la formazione dei loro pargoli, no? Quindi io ho fatto prima un po' di propedeutica, e poi mi hanno indirizzata verso uno strumento, e bene o male tutti i bambini mettono le manine sul pianoforte, che è un po' la base, no? Dà un po' di struttura per chi vuole anche poi successivamente approcciarsi a altri strumenti. E quindi io mi ero innamorata del pianoforte, avevo questa bella tastiera a casa, non avevo mai avuto un pianoforte vero, ma col tempo insomma pareva che io avessi una certa propensione, e si diceva perché non tentare di entrare in conservatorio, no? Sarebbe bello, avevo 11 anni, insomma era il momento di provare a fare magari un po' di preaccademico, insomma l'inizio degli studi accademici. Solo che il problema è che tanti hanno questo desiderio, no? Il pianoforte è uno strumento più conosciuto, perché a un bambino non verrebbe mai in mente di suonare la viola, il violoncello, o insomma è raro, no? Che un bambino abbia le idee già così chiare. Per cui insomma, a parte questo fatto, insomma, comunque in generale lo strumento più gettonato è il pianoforte, no? La chitarra, questi strumenti un po' più
famosi, ecco, per così dire. Poi con gli anni, insomma, viene un po' di scrematura e solo chi è veramente appassionato continua, però insomma in generale all'inizio c'è più interesse verso questi strumenti. E mi hanno detto, vedrai che sarà durissima entrare a pianoforte, prova un altro strumento, magari può succedere che ti innamori. Li ho provati tutti, ho provato di tutto e di più, contrabbassi, violini, non ero mai convinta fino in fondo. Poi sento la voce del violoncello e dico, ah, ma è lui. questo, allora, la figlia di un mio compagno di classe studia il fagotto Ah, dai! al Tartini. Ed è più o meno la stessa cosa, cioè lei ha detto io sono andata, perché anche là la domanda stupida dei giornalisti è perché il fagotto, cioè perché insomma dobbiamo farla come domanda, mi rendo conto È inusuale, della sua, sì. però appunto è inusuale, no, il fagotto, e dice ma io ero andata ad un open day perché mi incuriosiva eccetera, e dice è l'ultimo strumento che ci hanno presentato in quell'open day era il fagotto. E io questo suono mi sono innamorata, eccetera, e quindi capita spesso, no, che sia proprio l'ultimo strumento, oppure che sia uno strumento il cui suono lo senti per caso. Sì, poi all'epoca io parlo di, insomma adesso insomma sono passati un bel po' di anni, no? E all'epoca non c'era tutta questa risonanza mediatica attorno al violoncello, violoncellisti, violoncelli dappertutto. Insomma, il violoncello ha sempre avuto un po' un suo fascino, ha sempre un po' avuto un certo impatto, perché è uno strumento effettivamente esteticamente, io lo dico perché sono un pochino di parte, però ha una sua estetica sia come suono ma anche come oggetto proprio molto affascinante. Per cui, però all'epoca non è che ci fosse la serie di mercoledì o i Tucello, so tutta questa risonanza sì, anche è vero, pop, è vero. no? Per cui era difficile che una bambina di 11 anni avesse ste fantasie, però sono stata molto fortunata. Però scusa, c'è una grande differenza fra pianoforte e... Questo è una cosa che mi affascina, io non suono niente, per l'amor di Dio, mi mancherebbe anche questo. Però per esempio uno dice, passo al violoncello partendo, logicamente, viene più logico, dal violino che non dal pianoforte. Cioè voglio dire, è una concezione... usi le mani anche in un modo completamente diverso. Beh, questo senza dubbio, questo vale anche tra uno strumento ad arco e l'altro, no? Comunque. Ma sì, allora in realtà sono strumenti completamente diversi, perché anche il pianoforte, diciamo che dal punto di vista dell'intonazione è una certezza assoluta, no? Finché lo strumento è accordato, ma non dipende dalla mano dello strumentista. L'intonazione dipende insomma dal buon lavoro dell'accordatore, no? Invece qui è tutta responsabilità nostra, non abbiamo nessun riferimento, la tastiera è completamente nera e noi siamo soli di fronte a questo nulla, no? Poi ovviamente il pianoforte e i tasti, il pianoforte è uno strumento che sì, si suona seduti ma cambia tanto, sì, però bene o male tutti noi abbiamo fatto pianoforte complementare al conservatorio, insomma Capito. è una cosa, è un po' un punto di riferimento, no? Quindi sì, anche per l'intonazione, per tutto, insomma anche per un bambino per cominciare ad avere un po' di disciplina, no? Sullo strumento, perché non è facilissimo, secondo me per un bambino abbastanza piccolo già mettere le mani su uno strumento così complesso, magari il pianoforte, che tutto è meno che uno strumento semplice, è però sì, è più, da suonare sì, bene, è veramente un'impresa. Diciamo che il pianoforte capisci che devi, adesso è un po' più intuitivo in prima battuta, in prima battuta è un po' più intuitivo, nel senso che almeno l'intonazione è stabile e un bimbo magari comincia a mettere le manine e ha già, diciamo, delle piccole soddisfazioni, almeno questa è la mia visione della cosa, insomma. Sul violoncello, sì, non è che proprio è strucca botton salta macaco, no? Beh, nessuno strumento è così, però diciamo che per un bambino è anche molto delicato come strumento. Quali attenzioni bisogna avere per lo strumento quando non suona? Ma tante attenzioni che
anche io e tanti si dimenticano anche da professionisti. La prima cosa è naturalmente sempre metterlo via nella maniera corretta, non lasciare il violoncello in giro, ma anche in orchestra succede che magari si appoggia il violoncello col puntale aperto, un altro orchestrale magari un po' distratto che sta guardando il telefonino ci si inciampa sopra, ribalta il violoncello. Ecco. Vabbè, no, perché poi rovina questo. Più che altro tutto lo strumento se svola, se cade, insomma, meglio di no. E poi anche cambiare le corde ogni tot, portarlo a fare la visita il tagliando dal liutaio, quindi ogni tot controllare che sia tutto a posto. E pulirlo come lo pulisci? Pulirlo io uso uno straccio semplicissimo in microfibra, cosa che 9 volte su 10 nella fretta, l'angoscia, correre da una parte e dall'altra mi dimentico, passare bene sia le corde che la cassa, la tavola armonica, pulire bene e togliere i residui di resina, no? Di pece, perché noi usiamo la resina degli alberi, no? Chi suona uno strumento d'arco lo sa, se ne fa dei tortini di resina essiccata e questa viene distribuita sui crini perché i crini dell'arco, perché non c'è uno strumento d'arco che si suona con un arco, possono creare attrito sulle corde, altrimenti l'arco sarebbe muto, no? Se non c'è frizione, se non c'è appunto un po' di attrito, solo che il lato negativo della pece, della resina, della colofonia che dir si voglia, è che nevica, lascia queste nevicate bianche appiccicaticce dappertutto e quindi bisogna avere sia sulla bacchetta dell'arco che la parte in legno dell'arco che sullo strumento stesso avere quel minimo di pazienza di dare una bella passata di straccio. E poi io adesso la vedo da qua, la custodia è l'altro, come dire... L'altro problema. No, ma pensavo, come dire, anche l'altro vostro compagno, no? Perché è colei che custodisce lo strumento, quindi anche là non è che immagino, non è che perché uno ha la custodia di o la custodia, finestra. No, non funziona così. Allora, io ho diverse custodie, e poi insomma la custodia è importante perché quando si ha uno strumento come questo, che insomma è uno strumento di discreto valore, ce ne sono anche di molto più costosi, di molto più preziosi, perché insomma un violoncello di liuteria, quindi fatto da un artigiano, liutaio, che poi non è solo un artigiano, un liutaio è un artista fondamentalmente, hanno un valore importante, comunque sono degli oggetti d'arte, per cui insomma ci vuole una cura assoluta, una devozione quasi, no? Allora ci sono custodie più leggere, che sono le custodie morbide, delle custodie non sagomate, che proteggono molto poco da tutta una serie di incidenti che sono inevitabili, anche solo urtare un'altra persona per strada o salire sull'autobus non si può, e anche gli sbalzi termici che per gli strumenti, il legno è vivo, rimane vivo anche quando viene trasformato appunto in opera d'arte, continua a muoversi, per cui uno sbalzo di temperatura, un incidente qualsiasi, l'aria condizionata che io a casa evito come la peste proprio per questo, possono mettere a dura prova lo strumento, quindi una buona custodia come la mia, che è una custodia rigida, un po' lo tutela. È di plastica? No, è fibra di carbonio. Quindi... Una volta si facevano con dei materiali terribili, fibra di vetro, legno, robe che pesavano, che pesava più del... distruggersi la schiena. Oggi la tecnologia ci viene un po' incontro, ecco, hanno inventato queste custodie in fibra di carbonio meravigliose, leggerissime. Che loro non pesano. Pesano, poi diciamo che non sono le più protettive perché sono meglio custodie più imbottite, però abbiamo anche una schiena da tutelare, no? Allora, spieghiamo anche questo una volta per tutte, perché è proprio, io ho in mente una scena in cui c'è uno spettacolo a Venezia, all'aperto, arriva il maltempo, comincia a piovere e tutti quanti gli strumentisti corrono via. Una delle due presentatrici, non faccio il nome per carità cristiana, una delle due presentatrici si lamenta, dice vanno tutti quanti via e le fanno notare, guarda che non è che corrono sotto i portici, devono proteggere gli strumenti. Allora, al di là dell'uscita, che è una delle tante uscite infelici di questa qua, che continua, vabbè, sì.
c'è questo da dire, no? Cioè c'è come dire, c'è il dovere anche poi di proteggere il proprio strumento, sì. insomma, no? Quindi... Allora, questo è uno strumento di liuteria, ma comunque non è di un grandissimo nome, però io a questa signora farei un esempio un po' calzante, anche che fa un po' inorridire. Lei lascerebbe la Mona Lisa sotto la pioggia? Quella non ha neanche idea di cosa sia la Mona Lisa, Un Jackson credo. Pollock sotto la pioggia. Non ha idea di cosa sia. Sì, il legno assorbe l'umidità, l'acqua lo rovina anche in maniera irreparabile, insomma, per cui... Ma sì. quindi, come dire, quando si suona all'aperto e c'è... Allora, è bello perché d'estate è bellissimo essere all'aria aperta, suonare nella natura, magari in un bel contesto, o anche in un bel contesto urbano, magari anche in Piazza Unità, bellissimo, meraviglioso, però intanto per lo strumento non sempre è proprio una gran cosa. Toscanini diceva non si suona all'aperto, assolutamente no, a parte che c'è il problema dell'acustica, no? Perché molto spesso in un teatro, una sala da concerto è pensata per rispondere acusticamente in un certo modo, per dare allo strumentista e a chi ascolta una certa soddisfazione, no? Anche per chi suona magari avere una certa, la possibilità di sentirsi a vicenda, di sentire se stessi. Molto spesso all'aperto il suono si disperde se non c'è amplificazione, che anche falsa molto il suono e rende tutto molto spesso molto più difficile per chi fa musica classica, non è la soluzione, la panacea di tutti i mali, anzi, insomma, già questo è un problema, il fatto dell'ascoltare e del suonare e sentire se stessi e gli altri. E poi lo strumento dipende poi da dove ci si trova, perché se si suona vicino al mare o su una spiaggia, comunque in posti in cui c'è un'umidità molto importante, o si mette a piovere, o c'è un solleone feroce, per gli strumenti diciamo che sarebbe meglio di no. Sì, però appunto si fa, è bello, può essere anche bello per certi punti di vista, magari con un po' di accortezza e con non lasciare gli strumenti al sole, evitare proprio di andare coi piedi nell'acqua a suonare, ecco. Sì. Allora, Clara Di Giusto ha partecipato a Culto Musica con il trio insolito composto dalla chitarra classica di Mauro Pestel e dal sax di Enrica Birsa. Mi pare che abbiamo anche parlato, no? E anche della difficoltà di trovare un repertorio, ma anche come dire, di quanto poi alla fine sia anche appagante trovare questo repertorio. È uno strumento che va d'accordo con parecchi strumenti, il violoncello? Ma io fino a qualche mese fa avrei detto no, impossibile, no? Tant'è che quando Mauro Pestel, che ho conosciuto perché siamo colleghi a scuola, nell'Accademia Musicale di Palmanova, io insegno violoncello, lui insegna chitarra, ci siamo conosciuti così, mi ha proposto questa cosa: ti va di suonare con me e un sassofono, un violoncello, chitarra e sassofono? Io ho detto, violoncello e chitarra ci sta, bello, insomma il violoncello tende un po' a mangiarsi il suono della chitarra, perché comunque la chitarra non ha la potenza sonora del violoncello, però insomma lì sarei anche stata abbastanza tranquilla. L'idea del sassofono, ho detto, ma il sassofono suona dalla cima di una montagna, mi sono detta, dove lo mettiamo, no? Perché ci sentiamo tutti. E quindi sono andata a questa prima prova molto perplessa. E invece poi Mauro Pestel ha avuto l'accortezza di amplificare leggermente la chitarra. Il sassofono in realtà non ha questo volume mostruoso che mi immaginavo, ed Enrica è molto brava a modulare il suono, è veramente molto accorta appunto nel gestire lo strumento, veramente un'ottima sassofonista. E tutto sommato questa amalgama insolita e pazza funzionava, e anche risultava molto piacevole, divertente da suonare, un'esperienza nuova, e mi sono anche un po' innamorata del suono del sassofono, che mai avrei creduto che mi sarebbe potuto piacere così tanto. Quindi invece, vedete che ci sono anche pericolosi compagni di letto, come si dice. Sì, esatto, è stata una sorpresa
molto bella, e adesso appunto abbiamo fatto questo primo concerto in San Silvestro, nella chiesa di San Silvestro, una chiesa bellissima, ospitata grazie a Enzo Semeraro, appunto all'interno di questo bellissimo contesto, questa chiesetta piccola ma molto antica, molto preziosa, e tra l'altro aggiungo per essere una chiesa con una bellissima acustica non troppo rimbombante, no? Spaventosa. Ah già, sì, perché... Sì, perché a volte le chiese, no? Insomma. Restituiscono 10 volte quello che le si dice, no? E quindi è stato veramente molto gradevole anche per questo. Sono venute molte persone, cosa che mi ha fatto molto piacere, insomma è stata accolta bene. Noi ci chiamiamo Trio Insolito, appunto perché insolita è la scelta di questi... Ah, è proprio il nome, questo... sì, perché sì, vedo, sì, pensavo di che nome fosse... di fatto, no? Pensavo che... Di nome E invece, di e poi dopo, ma sempre assieme tornerete anche al Museo Nazionale di Cividale? Esatto, sempre Ok. grazie a Enzo Semeraro, sempre noi naturalmente all'interno di questa rassegna, e dovrebbe essere, non è ancora Ottobre, purtroppo, verso sì, metà ottobre. Sempre con lo stesso repertorio o avete... Stiamo facendo degli aggiustamenti, diciamo che per questa formazione che insomma no, non è che viene in mente a un compositore di scrivere Sì. una roba del genere, non c'è tanto, abbiamo dovuto un po' adattare altri repertori e alcuni brani sono anche in duo, quindi faremo un duo violoncello-chitarra, un duo sassofono e chitarra. E però so che Mauro Pestel conosce molti compositori e ha lanciato l'idea Sassofono, violoncello? Sassofono, violoncello e chitarra, quindi di proprio per... scrivere per noi qualcosina. Adesso vedremo, non posso anticipare niente perché niente è certo, perché ci vuole tempo, e, insomma non siamo proprio sotto data e niente ancora stabilito. Sì, potete anche preparare con calma. Sì, bisogna provare, bisogna... E invece sì. qual è la musica? Perché uno, insomma, non è detto che la tua musica, che la musica che ascolti sia sia solo ed esclusivamente musica classica, eccetera. Cosa ascolti? Cosa ti piace ascoltare? Ma io ho le idee abbastanza confuse, mi piace molto ascoltare musica per violoncello, ma naturalmente sempre un po' con l'orecchio teso a sentire che diteggiatura sta facendo, cosa che arcata avrà scelto, sempre un po' con quel retropensiero, no? Sì, non si sta, non si sta mai tranquilli, sì. no? C'è sempre un po' questa attenzione rivolta allo strumento in sé, all'esecutore in sé, anche magari con un pizzico di acidume, no? Per vedere se magari c'è qualche scelta che non condividerei, insomma, no? Quindi da un lato mi piace molto, comunque al di là di tutto, insomma, degli scherzi a parte, mi piace tantissimo ascoltare tutto quello che è scritto per violoncello, mi interessa, e in particolar modo sono innamorata perdutamente di un violoncellista che purtroppo non c'è più, che si chiamava Siegfried Palm, un violoncellista che è stato uno dei più grandi esecutori di musica contemporanea, ed era un personaggio incredibile perché amava molto sfidare i limiti dello strumento e trovare delle soluzioni impossibili per certe magari follie che gli proponevano certi compositori contemporanei, no? Ad esempio Penderecki ha scritto per lui un brano per violoncello veramente molto interessante, ma tantissime cose di Penderecki lui ha eseguito, no? Ed è molto divertente da ascoltare, lui come esecutore e quello che hanno scritto per lui vari compositori, perché lui era veramente un violoncellista che faceva parlare lo strumento e anche in modo inusuale, insolito, imprevedibile, no? Ha tirato veramente fuori dal violoncello delle cose e quindi sì, mi piace molto Penderecki comunque come compositore, mi interessa molto il suo approccio, no? Così particolare al suono, anche Penderecki purtroppo è mancato e non da moltissimo tempo. Mi piace molto Giacinto Scelsi, che ha comunque un approccio, diciamo, per certi versi simile, e la Franz Marie Witty, che è un'altra violoncellista vivente, lei geniale, è stata una sua grande amica alla fine di Giacinto Scelsi, ha fatto anche delle esecuzioni qua in Friuli, ho avuto la fortuna di ascoltarla. E lei è un'altra grandissima esecutrice contemporanea, veramente una donna straordinaria, e quindi amo molto appunto ascoltare queste cose. Poi a volte mi diletto anche ascoltare un po' di musica jazz. Ultimamente sto suonando con grande piacere, perché oltre a ascoltare mi piace anche suonare, no? Perché alla fine suonare è un po' anche ascoltare in qualche modo, sì, no? credo. Quindi dà quasi anche più soddisfazione che ascoltare a volte, no? Perché siamo noi gli autori della musica che ascoltiamo, in qualche modo diventiamo coautori
quando eseguiamo, sì. no? In qualche modo c'è anche la nostra interpretazione nella musica che sì, ci viene sottoposta. E allora ho trovato, scartabellando nei vari archivi delle edizioni musicali, delle composizioni di un violoncellista che mi piace tantissimo, che si chiamava Enrico Mainardi. Lui è stato un grande virtuoso della prima metà, tra la prima e la seconda metà del Novecento, uno dei più grandi violoncellisti del Novecento, ricordato sicuramente perché era un grande virtuoso, ma poco perché è stato veramente un compositore secondo me interessante. Uno ha scritto cose tanto belle per violoncello, tra cui gli studi trascendentali che si trovano su YouTube, che sono facili da rintracciare, ma ha scritto anche dei canti popolari giapponesi. Era il 1958 e lui si trovava a Tokyo per qualche ragione. E ha trascritto questi canti popolari per violoncello solo e sono di una bellezza veramente sorprendente, bellissimi, scritti bene per lo strumento, perché scritti da un violoncellista che sa che difficoltà ci sono e come rendere felice lo strumento e l'esecutore. È veramente di una bellezza sorprendente. Abbiamo già finito, oggi è volato veramente, devo anche ringraziare gli ospiti perché mi hanno aiutato anche ad andare molto veloci, insomma, non succede spesso. Allora, ricordiamo, poi ne parleremo sicuramente più avanti, ma il prossimo appuntamento con il trio insolito, allora diciamo così, sarà verso ottobre, sempre per Culto Musica di Enzo Semeraro, che saluto e ringrazio perché ci ha risolto oggi un problema non da poco, e sarà quindi verso ottobre al Museo Nazionale di Civitale. Io ringrazio Clara Di Giusto per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie. E grazie anche per aver accettato delle domande che saranno sembrate un po' strambe, ma eccetera, no, ma anzi. qui è un po' la regola. Noi ci vediamo con Trieste in diretta martedì della prossima settimana alle 17:55. Passate un buon weekend, abbiate pazienza perché non so se sapete ma farà caldo. Arrivederci, buona serata.